Dopo aver assistito alle scene che purtroppo ieri ci siamo trovati davanti e non ho... Cosa c'era ieri? Beh, un scenario incidentale abbastanza evidente, come potete notare, una cosa molto toccante, veramente, con un bambino così piccolo, personalmente non era mai successo nella mia carriera. Fabio è stato tra i primi soccorritori a giungere in via Udine ieri pomeriggio. Da 10 anni è vigile del fuoco a Santo Stefano di Cadore e mai prima d'ora gli era capitato un intervento così difficile umanamente e professionalmente. Questa mattina con suo figlio ha deposto un fiore nel luogo in cui i corpi delle vittime sono stati sbalzati. Il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore: mazzi di fiori, orsetti, una pietà di Michelangelo qui nel luogo in cui ieri è accaduta la strage, in cui hanno perso la vita 3 persone, un bambino di 2 anni, il suo papà e la nonna. Questa mattina sin dalle prime ore è iniziato un mesto pellegrinaggio. Santo Stefano è una comunità sotto shock e nessuno si capacita di come sia potuta accadere una simile tragedia, ma i retroscena che emergono di ora in ora sull'automobilista bavarese di Deggendorf, Angelica Utter, fanno accapponare la pelle. La giovane donna era stata fermata e denunciata qualche giorno fa a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. La 31enne agli inquirenti non ha mostrato alcun segno di pentimento né di rimorso per le 3 vite spezzate. Sembra che poche ore prima a Santo Stefano qualcuno avesse notato il suo comportamento sopra le righe. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Chi l'ha avvicinata ne ha ricavato l'impressione di una sbandata senza fissa dimora, riferisce l'ANSA. Nella sua auto rifugio i carabinieri hanno trovato di tutto: abiti sporchi, coperte, bottiglie d'acqua. Gli accertamenti tossicologici disposti dalla magistratura bellunese per stabilire se la donna si trovasse alla guida in condizioni non idonee hanno dato esito negativo. Omicidio stradale plurimo, l'accusa a suo carico. L'arresto e il trasferimento nel carcere veneziano della Giudecca si sono resi necessari per scongiurare il pericolo di fuga. Alvaro Darin ha assistito quasi in diretta alla tragedia. Che cosa ha visto quando è arrivato qua? Niente, ho visto questi 2 corpi sotto le lenzuola e che cercavano di rianimare questo bambino, che hanno provato di tutto, hanno provato quasi un'ora, ma purtroppo zero, non c'era niente da fare. Mattia aveva 2 anni appena, il papà Marco Antoniello 48, la nonna Maria Grazia Zuin 65. Gli unici 2 sopravvissuti sono la mamma Elena Potente e il nonno Lucio. Entrambi sono stati dimessi dall'ospedale di Pieve di Cadore e vengono assistiti da uno psicologo attivato dall'ULSS Dolomiti.